Seconda vittoria in campionato per il Campobello che ieri tra le mura amiche ha avuto la meglio per 2-0 sul temibile Atletico Campofranco. Una partita condizionata dal forte vento di Scirocco che alla fine ha premiato i ragazzi di Mister Manca bravi a sfruttare il vento a favore nella prima frazione di gara. I padroni di casa passano in vantaggio al 12° minuto. Lancio lungo dalle retrovie canarine, la palla arriva al centroavanti Carovana che approfitta di una indecisione di due difensori e batte con un rasoterra l'estremo difensore ospite. 4 minuti più tardi sono gli ospiti a farsi vedere dalle parti del portiere canarino Denaro, uno dei migliori in campo. Monreale batte verso la porta giallo-blu, ma l'ottimo Denaro para e con l'aiuto del palo riesce a evitare il pareggio dell'Atletico Campofranco. Al 24° arriva il raddoppio del Campobello, Passalacqua è brava a insaccare il pallone respinto dalla traversa su tiro di Rustico. 2-0 è partita messa al sicuro per i padroni di casa. Nella seconda frazione di gara sono gli ospiti a cercare di sfruttare il vento a favore per raggiungere il pareggio, ma non ci riescono. Finisce così la partita, il Campobello ottiene 3 punti importanti e può pensare più serenamente alla trasferta di domenica prossima sul campo del Mast Favignana.